Stop da domani per 400 alunni tra primarie e scuole dell'infanzia di Portogruaro, 3 nel comprensivo Bertolini e 4 nel comprensivo Pascoli. Chiusura frutto dell'ordinanza locale, unica nei 22 comuni del Portogruarese, che ha fatto riferimento non solo ai dati sul contagio, ma anche alle difficoltà di gestione, visto che più della metà degli studenti e dei docenti erano già in quarantena. Ordinanza che si aggiunge al provvedimento regionale che da venerdì impone in tutto il distretto del Veneto orientale la didattica a distanza dalle seconde medie a tutte le superiori. L'abbiamo fatto su 5 plessi dell'infanzia e 2 delle elementari. Da oggi però cosa succede? Che fra 2 giorni chiuderemo la seconda, terza media e tutte le medie superiori e quindi resterà nel limbo i 1000 ragazzi che io non ho chiuso dell'infanzia elementare e la prima media. E c'è questa difficoltà anche organizzativa da parte dei dirigenti scolastici di gestire gli insegnanti metà in presenza e metà online. Misura di contenimento alla circolazione del virus nella popolazione scolastica stilata in base alla soglia di riferimento di 250 contagi settimanali su 100.000 persone, che nel territorio dell'ULSS 4 ieri raggiungeva il tasso dei 348 e riferita al solo comune di Portogruaro a più di 500. Numeri del contagio che fanno paura per il trend anche nei comuni che registrano soglie più contenute. Ci posizioniamo intorno ai 200 casi su una proiezione di 100.000 abitanti, anche se la previsione è comunque quella di un innalzamento. Anche qui, come per il resto del distretto, lo stop di venerdì riguarda molti studenti, in tanti arrivano anche da fuori. Le scuole superiori di San Donà raccolgono all'incirca 6.000 studenti. Di questi oltre metà vengono da comuni vicini, alcuni anche fuori provincia, e a questi si aggiungono i circa 700 studenti delle scuole medie per la seconda e terza media.